Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto al vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la sfida da Lever per la seconda giornata di campionato Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo Atletico Monreale, padrone di casa, e Palermo Futsal Club. Due formazioni che si sono già affrontate quest'anno, è vero, è iniziato soltanto da pochissimo l'anno scolastico, potremmo dire, di entrambe le formazioni, ma si sono affrontate in Coppa Italia. È uno storico che vede al momento Atletico Monreale in netto vantaggio, perché nella gara di andata è finita 3-3, ricordiamo una gran bella partita al Toccia Stadium, però qui in questo campo al Pala Sampognero di Figarazzi è stato l'Atletico Monreale a dominare la partita, e potremmo dire non c'è stata partita, perché il risultato è stato di 8-2 con la formazione di Mister Shortino, che al netto forse di un primo tempo non pulitissimo, poi nella seconda frazione ha completamente dilagato nei confronti della squadra in maglia rosanero del presidente Pazzaia, che vediamo correre a centrocampo. Ci ha ripensato, perché va dal resto della dirigenza. Vediamo infatti Giuseppe Velardi, mister Natale Gentile, Manfredi Pazzaia, vicepresidente, Filippo Alario, direttore commerciale, team manager Gabriele Cirafici, Leonardo Gargano, Fabio D'Alessandria, Andrea Rizzo. Insomma, vediamo tutta la dirigenza rosanero, ma nel frattempo vediamo anche le due squadre entrate. Sono due formazioni che vorranno sicuramente dare spettacolo in questo pomeriggio alle Pala Sampognero di Ficarazzi, due squadre che sicuramente avranno un solo obiettivo in testa, ovvero la vittoria. Entrambe non hanno iniziato bene il loro campionato nello scorso turno, 7-0 per il Palermo Futsal Club, che ha perso davanti al pubblico di casa anche in maniera piuttosto pesante. Dall'altro invece una sconfitta anche per Atletico Monreale contro il Don Bosco Bonifato, che è una delle formazioni, almeno a mio avviso, più forti di questo campionato. Insieme probabilmente a Akragas e proprio Palermo Calcio a 5, quindi sicuramente non è un compito facile, ma Atletico Monreale, almeno a mio avviso, ripeto, la metto tra le formazioni più forti di questo campionato, e credo che lotterà fino all'ultimo per le prime 4 posizioni. Oggi ha sicuramente un test molto molto importante, perché dentro casa deve fare punti, e la sfida contro il Palermo Futsal Club può essere anche interessante. Dall'altro invece i rosanero vogliono e devono soprattutto ritornare a sorridere dopo aver brillato nei campi di Serie D e di Serie C2. Adesso l'invito è quello di fare punti anche in C1. Chissà che oggi non arrivino i primi punti della storia per la formazione rosanero, che oggi vanta anche l'esordio di 3 ragazzi dell'Under 19. Stiamo parlando di Ethan Di Chiara, il più grande, 2007, poi Gabriele Catalano 2008 e Vittorio Torregrossa, anche lui 2008. Adesso si attendono anche il via da parte degli arbitri, chiaramente. Vediamo quale sarà il quintetto. Io immagino Raccampo tra i pali, Nicchia, La Fiura, Cignani e Chinnici. Immagino questo quintetto, e credo forse di averlo indovinato, perché c'è Raccampo, c'è Nicchia, c'è Chinnici, c'è Lopez in realtà, quindi niente La Fiura. E forse c'è Pisani, credo, perché dovrebbe essere quindi Lopez centrale, Chinnici sul lato destro del campo, Nicchia lì davanti e Pisani a sinistra. Quindi sì, abbiamo sbagliato, in realtà 2 quinte abbiamo sbagliato, insomma non un grande punteggio sicuramente. Lo sono già schierati, invece Atletico Monreale delle foto. Prima di cominciare un rito, chiaramente, anche da parte dei biancorossi. 0-0 il risultato. Vale la pena ricordare le regole, perché non è mai abbastanza ricordarle, ossia bisogna giocare 2 tempi da 20 minuti effettivi, dunque 40 minuti. Ma la domanda che farete voi è: durerà veramente 40 minuti? Chiaramente non è così, perché la partita durerà di più. Adesso vediamo invece il quintetto dell'Atletico Monreale, con Quinario qui sotto la nostra postazione, Baucina, Amici, Cipolla e chiaramente Rinicella, che è stato uno dei migliori in campo, se non forse il migliore in campo nella gara di andata di Coppa Italia, con tante parate molto molto importanti.
poi nella seconda frazione, nella seconda partita, quindi di ritorno, non è stato in realtà chiamato in causa tante volte, però è un portiere molto attento, preciso, e di conseguenza ci aspettiamo che possa fare anche quest'oggi una delle sue classiche partite. Tempo si perde ancora un pizzico di tempo, forse i direttori di gara non sono ancora prontissimi per iniziare questa sfida. Però Baucina è già pronto per battere, si attende l'inizio, il fischio da parte del signor Saraceno, inizia anche la sfida, inizia Atletico Monreale, Palermo Futsal Club, amici, Quinario, Cipolla, Baucina prova sempre e fin da subito a muoversi tanto Atletico Monreale, che non ha un pivot di ruolo, perché Baucina è un giocatore che nasce come laterale, quindi non come pivot, ma è lui a giocare in quella posizione questo pomeriggio. Cerca subito un tiro invece Carlo Amici, palla ribattuta rapida verso Quinario, però c'è un cambio, credo non abbia battuto al meglio la squadra biancorossa, e dunque rimessa con Lorenzo Chinnici che va dietro, però c'è un altro fischio. Adesso cerchiamo di capire il motivo, perché anche Chinnici sembra non aver capito, noi sicuramente non abbiamo capito, però si ribatte. Dunque rimessa laterale per il Palermo con Chinnici, vediamo Nicchia all'interno dell'area di rigore, poi Pisani più defilato, hanno battuto Lopez in fase difensiva. Chiudiamo la terna arbitrale con il signor Davide Siracusa di Barcellona Pozzo di Gotto e il signor Marco Fiorino di Palermo. C'è ancora qualche problema. Adesso abbiamo capito forse il motivo, perché credo sia legato al pallone, perché vediamo adesso una sacca di palloni entrare in campo con Sgarlata che si è occupato personalmente, quindi credo fosse un problema legato al pallone. Chinnici cerca un passaggio dentro, non passa. Amici, contropiede, l'appoggia col sinistro, Quinario vuole rientrare, si appoggia invece da Cipolla che cerca la conclusione, raccampo non perfetto, avrebbe potuto fare forse di più, ma è stato sicuramente efficace. Chinnici, Pisani di prima, nicchia, poi scivolata di Cipolla. Quindi rimessa laterale con Antonio Pisani, Lopez, Chinnici rischia tanto su Quinario, è stato forse uno dei più deludenti nella gara di andata di Coppa, lui che invece è un grande giocatore, grande tecnica, il palmarès parla da solo, vittoria da capitano numero 10 col Villauria nelle giovanili nazionali, quindi veramente un giocatore straordinario, però forse qualcosa avrebbe potuto fare in più. Baucina su Pisani, che hanno giocato insieme anche nel Palermo Calcio a 5, Quinario, Cipolla, Baucina cerca forse un tiro, poi viene fermato da Nicchia. Amici, Baucina, Amici, Quinario, ecco la tecnica del 21. Pisani subito a pressare, sono stati compagni all'isola per poco tempo, ma si conoscono, e poi il raccampo per Lopez, si riscalda intanto Capitan nella Fiura. Noi sicuramente non vediamo l'ora di vederlo in campo, il capitano è sempre stato uno dei più presenti. Pisani può calciare, Cipolla si mette lì. Lopez per Nicchia che qui fa sportellate con Cipolla. Bisognerebbe guardare anche un po' la carta d'identità. Nicchia è un corso 2005, è molto giovane, ma ha brillato lo scorso anno in C2, ma anche negli anni precedenti in Serie D con la Toro San Giovanni Battista. E forse non me ne vogliono gli altri, l'under più interessante del Palermo, perché quello che forse ha già fatto vedere un po' di più il suo valore quest'anno, ma non soltanto quest'anno, chiaramente. Baucina cerca una conclusione, Lopez. Cipolla. Amici scambia con Baucina, i due
vogliono trovare forse lo spiraglio per attaccare il rosanero. Lo trova adesso Quinario, raccampo con la spalla. Sarà quindi calcio d'angolo. Amici fuori, può calciare, vediamo. Amici salta nicchia e poi Chinnici inizia la sua classica partita ricca di contrasti. Paucina, Quinario ha una marcia in più oggi e infatti si vede perché sfida ancora il raccampo e forse Quinario ha bisogno dei palazzetti per esaltarsi. Paucina, lui invece calcia male questa volta perché ha colpito il rosanero e quante volte l'ha colpiti nelle gare di Coppa Italia, lo sa bene sia Raccampo che San Martino. Lopez, Chinnici rischia tanto, palla al centro, Lopez si appoggia, Chinnici ancora, palla in cassaforte, nicchia, Cipolla, poi Lopez, Quinario la meglio e Rinici la blocca. Paucina, Cipolla, Amici, Paucina, Cipolla, Paucina per Amici ancora e poi il 7x7 Itaka, Kus, 3M, Palermo calcia a 5, insomma un po' di squadre le ha cambiate nel corso degli anni Paucina, ma ha sempre fatto molto bene. Palla in avanti per Pisani, lotta con l'ex compagno proprio al Palermo calcio a 5. Pisani che ha già fatto un assist in stagione, ma ancora nessun gol, l'assist è arrivato in Coppa, palla dentro per Nicchia, con Quinario si sono scontrati ma tutto ok ed è calcio d'angolo. È stato quindi Quinario no, è stato Nicchia a toccare per ultimo, quindi rimesso dal fondo con Rinicella che batte subito dalle parti di Cipolla, capitano dell'Atletico Monreal, che invece è mancato nella gara di andata e un po' la sua assenza si è sentita, anche quella di affaticato in realtà, perché come centrale in quella gara giocò Paucina e infatti dentro affaticato ce lo siamo quasi chiamati. Paucina affaticato, Amici va sul fondo e la sblocca Marco Quinario, troppo solo, troppo facile, 1-0. Ed è 1-0 tentato Cignani per Pisani, non un buon inizio per il 12, però non è un buon inizio un po' per tutti in realtà, non solo per Pisani chiaramente. Chinnici, Cignani, ancora Chinnici, Nicchia, scambia con Cignani, brutto il passaggio di ritorno, Amici, il fisico di Cignani alla meglio, Amici, palla dentro per campo blocca e fa ripartire subito il 22 che rientra con Paucina, pallonata poi sulla panchina di casa. Si riscalda Capitan Lafiore, il leone della squadra, colui che non molla veramente mai. Paucina per una bella chiusura, Paucina allarga, Quinario, l'avevamo detto comunque, Quinario aveva una marcia in più questo pomeriggio e si vede. Intanto è pronto la Fiura, forse per Nicchia, spazio per Amici, lotta Nicchia, la meglio, Amici, Lopez di angolo. Attenzione alla posizione di affaticato di Paucina, credo che Paucina voglia calciare, infatti è per lui. Paucina, Cignani affaticato, vuole la conclusione da fuori, Lopez ribatte, c'è anche Nicchia, tacco, Quinario, Amici, affaticato, buco centrale, Paucina, scambiano i due, adesso ha chiamato anche Amici,
tutta tecnica Quinario, le finte controfinte su Nicchia, rientra, non vede spiraglio, torna dietro. Baucina, affaticato, c'è l'inserimento del set, riceve infatti palla, vediamo, gliela restituisce, era bella l'idea, forse non si sono intesi per qualche centimetro, credo. Baucina allarga, Amici, inserimento, l'appoggia, Amici! Deviazione, calcio d'angolo. Corner, ribattuto da Nicchia. Dietro, Amici, tanta potenza, poca precisione. Entrò Capitan La Fiura, vediamo come risponderà il leone della squadra rosanero. Serve tanto il suo aiuto oggi. Perde palla, Quinario ancora, appoggia per Baucina, era a campo. Si arrabbia un po', affaticato, alla meglio, ancora calcio a palo, Quinario, a campo. E poi Chinnici è molto arrabbiato. Schema dietro, Amici mette giù molto delicatamente, poi defilato, purtroppo è una zona un po' morta, lì non si riesce a vedere benissimo. Baucina, affaticato. Quinario, Lopez molto bravo qui. Chinnici, palla deviata da Baucina. Si riscalda Bongiovanni, che potrebbe essere una soluzione più che valida questo pomeriggio. Affaticato, palla che rimane lì con Chinnici. Rimessa fuori Quinario, dentro Passananti. Chinnici mette dentro con la punta, quasi un tiro, quasi un passaggio. Pronta a entrare anche Sgarlata, credo per Amici. E poi calcio d'angolo con pallone deviato. Dietro Amici! Questa era un bolide di Carlo Amici, ma non è la prima volta che li fa. Battuta dietro per ancora Amici, affaticato perché è uno spiraglio l'ex trenne e dialoga col compagno che passa. Amici, ancora Amici, Lopez affaticato di testa, la palla non entra in porta, veramente di poco. E assedio atletico, raccampo lungo, non trova nessuno, fuori Baucina, non Amici. Sgarlata, Lopez va giù, si contiene, affaticato per Amici, va lì Chinnici, dentro Bongiovanni per Lopez, di un cambio quindi offensivo con Chinnici che andrà sicuramente al centro e Bongiovanni giocherà da laterale offensivo. Rischia tanto Chinnici, palla rimane in campo, no. Cignani, Bongiovanni va giù, scusa Amici, fallo corretto ma non cattivo chiaramente. Poi Cignani, ma bisogna credo ribattere, sì. La Fiura, Bongiovanni sbaglia tutto, poi Amici trattenuta e il giallo credo qui ci stia tutto e infatti è giallo.
fallo tattico, giusto il gioco, pochi dubbi qui. Sarà quindi calcio di punizione con Amici che è stato invitato ad andare un po' più indietro. No, sembrava anche corretto dove stesse battendo in realtà. Quindi calcio di punizione. Barriera soltanto la Fiura. Panchina mister Gentile può contare solo su tanti under. Gli over sono già scesi in campo, tutti. Bongiovanni, rimpallo, passa Nanti, regala il pallone alla Fiura che lo mette giù molto bene, libera Bongiovanni che può calciare, vediamo, finta, ancora l'11 lotta e trova Chinnici. La Fiura, Bongiovanni. Imbucata, Cignani alle spalle, qui forse però Bongiovanni sarebbe dovuto andare incontro per favorire un appoggio e poi un tiro, cosa che non c'è stata. Infatti Cignani credo glielo abbia detto, tanto dentro capitano, anzi non è capitano, Macaluso è per un veterano di questa squadra, per Amici. Nel frattempo c'è la Fiura a terra, fermo per allacciarsi le scarpe. Per ora è sgarrata a fare il pivot, ma credo che si scambieranno effettivamente. È proprio quello che succede. Affaticato. Passananti, la Fiora lotta, sgarlata, non basta, affaticato di ritorno, che palla, Passananti mette giù, ancora un rimpallo, apparecchia, affaticato! Ed è 2-0 Atletico Monreale, che bella azione! Quello che in precedenza non ha fatto Bongiovanni, ovvero da centrale, scarico ed inserimento immediato. Intanto dentro Nicchia, fuori Cignani, quindi Bongiovanni, Chinnici dal campo, Nicchia e la Fiora. Bongiovanni, tocca Sgarlata. Bongiovanni, palla d'esterno, apertura per la Fiora, palla fuori. Affaticato. Sgarlata, affaticato. Macaluso, centrale, Sgarlata. Si allontana tanto e poi mette anche un po' in difficoltà Rinicella, che però con i piedi è molto attento. Affaticato, è stato abbattuto intanto la linea di pressione. Passa avanti dentro per Sgarlata, a raccampo. Forse un fallo ci sta. Infatti Raccampo si lamenta un po', poi Bongiovanni calcia. Dicevamo Raccampo si lamenta un po' perché voleva un fallo, effettivamente Sgarlata è andato un po' a infastidirlo durante la battuta. Poteva starci. Tanto Pisani sta per rientrare in campo, forse per la Fiura. Sgarlata, salta la Fiura. Centrale, Chinnici in anticipo, Macaluso lascia lì la palla, Sgarlata, apertura, passa avanti con Nicchia, apparecchia, Macaluso, Chinnici. Poi la Fiura. Apertura per Nicchia, scivolata di passanti perfetta. E Nicchia si arrabbia perché voleva controllare questo pallone. Sarà quindi rimessa laterale, zona offensiva con Bongiovanni. Apparecchia per Chinnici, palla fuori. Affaticato. Sgarlata, affaticato ancora. Dialogano i due, Macaluso, Bongiovanni si mette davanti con rimpallo, Chinnici, la Fiura.
Buon Giovanni, anche lui in controtempo. E si arrabbia un po' la Fiura. Macaluso, apertura per Quinario, entrato adesso per Passamanti. Macaluso si gira benissimo, palla dentro, Chinnici mette una pezza ma c'era solissimo Sgarlata. Macaluso molto arrabbiato, faccia a faccia col direttore di gara. Bongiovanni, Macaluso. Entra Pisani per Bongiovanni, quindi questo è il cambio, non per la Fiura. Pisani lotta, Macaluso commette fallo, poi lancia un'occhiataccia. Nicchia, sbaglia il passaggio, il tiro Quinario, ancora Quinario, Chinnici, Quinario sfonda tutto. Chinnici si appoggia al compagno di mille battaglie, la Fiura, che è tutto un dribbling molto complicato e sbaglia. Quinario va giù, non c'è nulla. Tutta la freddezza di Chinnici intanto. Nicchia vuole la velocità, poi Quinario capisce tutto, ruba ancora Sgarlata, si alza, salta Chinnici, Sgarlata raccampo come un muro. Pisani contropiede, Pisani allarga, la Fiura, Renicella. Questa è una ghiotta occasione, poi Pisani ancora ruba il pallone. Sta iniziando ad attaccare il Palermo, Pisani, la Fiura di ritorno per Pisani, poi non ci arriva Nicchia nemmeno. E Sgarlata mette una pezza, ma sta iniziando ad attaccare il Palermo. E poi time out quando mancano 6 minuti e 38. Oggi abbiamo anche il favore di camera per il crono e quindi vediamo benissimo quanto manchi. È un Palermo che non sta giocando malissimo, però non sta attaccando, lo sta facendo vedere, forse l'ha fatto negli ultimi 30 secondi, perché è stato un dominio da parte dell'Atletico. I gol arrivati sono stati su delle belle azioni corali da parte della squadra biancorossa. Il Palermo non si è al momento visto in zona offensiva, però negli ultimi istanti stavamo vedendo qualcosina in più. Vedremo adesso se mister Gentile farà qualche cambio. Nel frattempo no, credo di no, dovrebbero essere sempre gli stessi 5 a rientrare in campo. Rientrano in campo tutti quanti adesso. La carica da parte della dirigenza che sta cercando di gassare un po' i propri calciatori. Oggi è una trasferta difficile, ma lo sapeva mister Gentile chiaramente. Pisani è entrato bene adesso perché nei primi minuti forse da titolare non era riuscito ad impattare, adesso invece sembra un giocatore diverso. Sgarlata va un'altra velocità rispetto alla Fiura, Cipolla entra lui per dare anche senso di ordine e scivola Nicchia che si arrabbia un po'. Che è molto nervoso Nicchia oggi. Sgarlata, Macaluso! Bellissima azione dell'Atletico Monreale, non fida in porta. Chinnici. Nicchia per la Fiura. La tiene in campo? No. Cipolla. Macaluso. Cipolla ancora. Allo spazio, vede Quinario. Palla in cassaforte con il 21. Cipolla ancora. Adesso Sgarlata. È incredibile come l'Atletico Monreale, chiunque cambi in campo, chiunque giochi dunque, non abbassi mai il livello tecnico della squadra. È veramente una formazione ben costruita, anche nei ruoli, con giocatori fuori come Amici, Bocina, ma il livello si rimane comunque alto, affaticato per esempio.
Chinnici per la Fiura. Il tunnel di Sgarlata. Pisani. Quinario. Nicella. Quinario, Cipolla. Macaluso per Sgarlata. Il raccampo. Tiene in piedi ancora i suoi. Cipolla, però giocherà fermo, credo. E infatti vale 4 ore. Si riscalda ancora Cignani, potrebbe entrare, però credo che quintetto ora stia facendo bene. Cipolla sbaglia anche lui, la pressione della Fiora è provvidenziale. Dentro Lopez. Forse per Chinnici. Nicchia salta nettamente Sgarlata. Nicchia ancora calcia. Cipolla. Dentro Lopez per Chinnici. Pisani. La Fiura. Raccampo. Nicchia per la Fiura. L'alta. Sbagliata però. Tempo un po' di riposo per Chinnici, che credo debba recuperare velocemente perché la sua mano deve esserci sempre. Cipolla scambia con Baucina, rientrato in campo posto di Sgarlata, che forse ha anche preso una botta, infatti sta utilizzando il ghiaccio. Macaluso. Quinario. Cipolla, Baucina. Pisani va lì a pressarlo con le lunghe leve, la Baucina ne va via con classe assoluta. Baucina. Si nota un Palermo Futsal Club che ha veramente pochissime occasioni da gol. Dentro intanto Castelluzzo. Quinario. Pisani, la Fiora a chiudere. Si ferma Tunnel, poi Cipolla, rimpallo, che sfavorisce il calciatore con le scarpette azzurre, ovvero Pisani. Tanto sta per entrare Bongiovanni, credo per la Fiura, perché mister Gentile ha chiamato la Fiura. Vediamo chi farà il pivot, perché c'è Nicchia, in teoria dovrebbe farlo lui. Amici, è entrato in campo anche il 10. Cipolla, Baucina. Mancano 2 minuti e 30 secondi. Pisani ruba la palla. Poi sfortunato, ma c'è anche un fallo precedente. E giallo per Amici intanto, però. Forse perché ha trattenuto l'avversario dentro Chinnici per Lopez. Dunque soltanto un paio di minuti per rifiatare per Chinnici. Credo di essere d'accordo con mister Gentile. Un giocatore come Lorenzo Chinnici non deve stare mai fuori dal campo, mai, per nessun motivo. Però anche lui chiaramente ha bisogno di riposo, non è mica una macchina, chiaramente. Nel frattempo calcio di posizione, batte Pisani, occhio anche alla Fiora, che da lì potrebbero dire a loro, c'è tanta distanza, è vero, ma vedremo. È uno schema. La Fiura, Pisani, Cicca, non un buono schema. Baucina. Amici. Castelluzzo. Cipolla rischia tanto e va anche un po' in difficoltà su questa pressione, c'è la Nicchia vicino. La Fiura.
Chinnici alza la palla per la Fiora, mette giù bell'aggancio, la Fiora ancora col fisico si appoggia, Pisani non calcia, poi Baucina, Pisani ancora se la costruisce solo, non se calcia, apparecchia, sbaglia tutto. Pisani sta facendo un grande lavoro a recuperare palloni, a tenerli, a lottare, però sbaglia sempre l'ultimo passaggio, o forse l'ultimo tiro. Sicuramente sbaglia negli ultimi metri, questo lo possiamo dire. Nicchia, sterzata col tacco, prova a illuminare il campo. Bongiovanni, bel dribbling, poi Castelluzzo mette tutti d'accordo. Poi scucchiaiata su Baucina, in mezzo a tre. C'è però Castelluzzo solo al momento. Amici, guarda il tempo. Forse voleva giocare un pizzichino con il giro palla, però manca ancora un minuto, c'è tutto il tempo. Dunque, fare un minuto di giro palla è un po' difficile, però sembrano quasi volerlo fare i ragazzi di Mister Certino. Baucina, poi Bongiovanni, il raccampo. Nicchia, mancano 30 secondi, poco più in realtà. Pisani, Bongiovanni, c'è Chinnici vicino a lui, Bongiovanni, c'è spazio per una delle ultime occasioni della partita. Chinnici, Nicchia, c'è Bongiovanni, Chinnici. Mischia un po', poi Bongiovanni, Nicchia, forse c'è fallo, forse no, poi Pisani può calciare! Inicella, questa sì che è la giocata di Pisani. 10 secondi! Questa è la giocata di Pisani. Inicella fa una grande parata. Poi Cipolla lascia scorrere il tempo, cerca anche una conclusione con Raccampo che credo la prenda anche con la faccia. Nel frattempo, fece il primo tempo, 2-0 il risultato, una gran bella partita, due belle squadre, al momento domina e si trova sopra il risultato l'Atletico Monreale con il risultato di 2-0. Noi ricordiamo di rimanere sempre più connessi perché l'esclusiva della partita è solo qui su Canali Sportisti. A dopo! Arriva da Girgenti, si appoggia da Ordonez, ancora Girgenti, accelera, entra nel rigore sinistro e questa è la prima conclusione in porta della partita al minuto 5. E allora ancora a sgasare Girgenti, sempre il numero 10 che sembra in gran forma, Ordonez, ancora lui in area di rigore come prima Girgenti, stavolta però rientra sul destro, deviazione ma c'è stato un fischio, vediamo chi va. Girgenti carica a destro, punizione a mezza altezza bruttissima, barriera piena, poi Gio scarica il mancino, troppo centrale per Zummo di far la sponda. Qui non c'è fallo su Caracapola, Pellegrino prende la mira, calcia però male. Africano mette dentro il pallone, lo Bosco con la testa, aveva svettato. Ancora e sempre a cercare Petrullo che però non gestisce bene. Allora Iezzi accelera, passa area di rigore, mette dentro, è miracolo, questo è un miracolo da parte di Cannizzaro su Fontana. Centrocampo il 90-0-11, allora Girgenti prova a sgasare contro Cirafici, lato corte del rigore, rientra sul destro, adesso ci entra Sina il rigore, aiuta Africano, poi sinistro di Giglio che va però ad uscire. Abate che va lungo a cercare il taglio di Giglio, non arriva a destinazione il pallone e allora gestire Ordonez, poi Giglio rientra sul sinistro, Zummo risponde bene, verticale il pallone ma regalato a Pucci, gioca Mendola da Lo Bosco, lancio lungo buono per Iezzi, area di rigore, esce ancora Cannizzaro a chiudergli lo specchio, ad accelerare Giglio, 1 contro 1 con Basile, rientra sul suo sinistro il numero 11 a giro e il pallone
che sfiora il palo alla destra di Zoom e va sul fondo. Puleo in anticipo e Iezzi allora ha tanto spazio per offendere. Accelera il numero 10. Lo Bosco prova a smarcarsi il pallone, però arriva da Serio! E l'ha messa dentro il numero 11 al primo pallone toccato della sua partita. La mette dentro Jack Serio che punisce, l'avevamo detto. Passo ancora Africano, male da Pucci, Ballarino se la va a riprendere, tanto spazio per servire Girgenti, occhio perché Girgenti in area di rigore col destro, non becca lo specchio della porta però il numero 10. Gli attaccanti del Bagheria e ancora Iezzi a sgasare in questo secondo tempo, fa man bassa lo Bosco, si riparte dal cooling break e fa 2-0 il 90-0-11. Altro assist di Iezzi che l'abbiamo detto quando si accende fa malissimo, si è acceso 2 volte in questa seconda frazione di gioco. È entrato con un'alta grinta, con un'alta testa qui Serio, ha messo a terra un pallone folle, mette dentro dallo Bosco, si è inserito Mendola nello spazio. Serio si inventa e mette giù una palla fuori di testa. Mendola si inserisce alla grandissima alle spalle di Lo Bosco. 3-0 del Bagheria 90-0-11. Africano del pallone in gioco, mette dentro col sinistro per il colpo di testa di Mendola che fa doppietta e fa 4-0. Africano bene sul fondo col sinistro dentro e Mendola ancora con l'inserimento da dietro in area di rigore, stavolta con la testa. È come quando fai il tiro delle coperte, la tiri da un lato, la scopri dall'altro. All'andata avevamo deciso di avere un approccio più attendista, li aspettavamo e provavamo a ripartire. Oggi, visto che avevamo una settimana in più sulle gambe, abbiamo provato a prenderli più alti e il primo tempo abbiamo avuto ragione perché abbiamo sicuramente fatto un grandissimo primo tempo di ottimo lavoro che abbiamo fatto. Poi purtroppo il secondo tempo abbiamo preso nel momento secondo me migliore nostro, in cui abbiamo approcciato bene anche il secondo tempo, abbiamo preso un gol su tanti errori fatti a partire dalla catena di sinistra e sulla lettura in mezzo. Lì ci siamo fatti infilare, sono stati bravissimi loro e cinici a fare gol, e sul 2-1 devo dire che la squadra un attimino ha un po' mollato. Poi il terzo gol, il rigore, è stato un regalo da parte dei nostri difensori, una palla in uscita data a loro. Fa parte del calcio. Noi all'andata l'abbiamo preparato in un modo e avevamo avuto ragione, questa volta abbiamo provato a prenderli più alti. Siamo tornati live, ve l'avevamo promesso, il secondo tempo della sfida qui in esclusiva sul canale di Sportisili per questo match. Ricordiamo, Atletico Monreale, Palermo Futsal Club. Abbiamo subito i quintetti, Raccampo, Lopez, Nicchia, Chiennici, La Fiura. Dall'altro invece abbiamo La Spisa, Affaticato, Sgarlata, Macaluso, Rini, Cella. Dunque queste le scelte dei due tecnici, Shortino e Gentile. La formazione confermata per 4 quinti da mister Gentile rispetto a quella che ha iniziato la partita, perché in quel caso non c'era La Fiura, c'era Pisani con Nicchia come laterale
e dunque non versione pivot, ma nel frattempo si riscalda Cignani. Si aspettava che Don Mister Gentile, che è arrivato soltanto in questo momento insieme al preparatore Leo Gargano. Attende il fischio da parte del direttore di gara con Capitan Vito La Fiura. Sul punto di battuta, vediamo se Mister Gentile ha toccato le corde giuste nello spogliatoio, perché la squadra come intensità c'è, però non calcio in porta e non può andare bene così. Ha faticato la Spisa. Mettiti la mano di sopra! Sarà quindi rimessa laterale con Chinnici pronto a battere. Non c'è molto spazio. Scucchiaiata per la Fiura che allunga su Nicchia, che prende alle spalle Sgarlata, lo salta e va giù. Purtroppo non abbiamo visto la giocata ed è giallo per Sgarlata, però credo che Nicchia abbia fatto una giocata clamorosa perché tutti quanti lo stanno applaudendo. Purtroppo da qui non si è visto molto bene. Cercheremo di mettere un attimino meglio la telecamera per prendere anche quella zona che è un po' buia, dunque immaginiamo che Nicchia abbia fatto una gran bella giocata. Calcio di punizione con Capitan Vito La Fiura a battere, ma da lì ipotizzare una conclusione sembra abbastanza complicato. Presumiamo uno schema, vediamo. Con te passi il signor Siracusa della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. C'è in barriera soltanto Sgarlata, vediamo Rinicella tra i pali con Magoso pronto ad uscire. Attenzione alla posizione di Lopez. La Fiura, schema per Chinnici. Ha faticato Mura, ma c'era anche la Spisa. La Fiura calcia, Rinicella, poi Nicchia, fa fastidio da fatica. Calcio d'angolo davanti a un bellissimo striscione in onore di Totò Schillaci, che proprio qualche giorno fa ha compiuto un anno dalla sua morte, che ha chiaramente scosso tutti gli amanti del calcio, ma non solo. Eroe di notti magiche 1990, anche chi non era nato come il sottoscritto ne ha chiaramente sentito parlare, e tanto. Nel frattempo rimessa laterale con Sgarlata, ha faticato, mette palla in avanti, Macaluso fa un bel lavoro con il tacco e qui veramente questione di centimetri. Chinnici imbucato dalla Fiura che vuole una finta per Nicchia, ha faticato a chiudere anche questa, poi la Spisa è veloce, tecnico e la Fiura vuole fare sentire i muscoli e rimessa rosanero. Lopez, Nicchia, due ex Orto San Giovanni Battista. Sbaglia tutto, poi Chinnici ha faticato, ha messo una pezza il 10. L'atteggiamento sembra quello giusto dei ragazzi di Mister Gentile, vediamo se però arriverà il gol. La Spisa, nel frattempo si accendono le luci e migliora anche la qualità della nostra diretta. Andrà Macaluso a battere questo calcio d'angolo, forse qualche schema, infatti si va dietro da Faticato che aggancia Nicchia. Poi ha avuto la peggio il numero 4, credo, nello scontro con Nicchia, infatti Nicchia è anche un po' claudicante. Fuori Nicchia no, semplicemente si sta mettendo un po' di ghiaccio.
piccolo momento di pausa, però Niente, Ale, niente. sicuramente a caldo non sta sentendo nulla nicchia, però credo che a freddo un po' di dolore lo potrà sentire. Speriamo chiaramente di no. Frattempo faticato invece ha avuto sicuramente la peggio e difatti giù Lopez se ne approfitta per parlare con Capitan La Fiura, anche Chinnici, Corri giù un po', niente. anche il dirigente Cirafici a dare consigli a Nicchia su come gestire questo piccolo infortunio, però Nicchia sembra dalla faccia molto dolorante effettivamente, forse non lo vuole dire ma dalla sua faccia è abbastanza eloquente, il dolore c'è. Bravo Lollo, fatti vedere. Tanto dentro in campo Cipolla, ben affaticato, Nicchia di testa, poi cerca un passaggio, Vai. Lopez, deviazione di La Spisa, e dunque il raccampo, alza per La Fiora, Rinicella se la ritrova lì, Macaluso il taglio ottimo di Scarlata che va giù, non c'è nulla. La Fiora allo spazio, calcia, forse non era la scelta giusta. Mancano 17:22, c'è tutto il tempo. Rinicella, La Fiura, il campo la va chiamata, poi Chinnici con la suola. Lopez, Nicchia, è finita, salta l'uomo, Nicchia ancora, Nicchia va giù, questo è fallo. Sembrava fallo da qui, ma non è per il direttore di gara. Poi Nicchia con Cipolla, Nicchia credo che non abbia mai risposto a un avversario in vita sua, questa è la prima volta che lo vediamo così. Ale, dai di mano, Ale. Continua il duello tra Nicchia e Cipolla, un po' per ricorsi. La Fiura, Lopez, La Spisa, La Fiora la tocca, poi Nicchia su Cipolla, forse c'è un fallo ma niente da fare, ancora una volta. Poi La Fiura può calciare, apparecchia per Lopez che se l'ha mettito bene, poi La Spisa su Nicchia, La Fiora mette il piede. L'ultimo tocco è stato di La Fiura. Mister Cettino si lamenta un po', forse per un fallo, credo, perché la rimessa è comunque biancorossa, quindi credo solo per un fallo. Va La Spisa a battere. Cipolla. Seguilo. Scarlata, Chinnici intercetta, non basta, Lopez. Ed è rimessa laterale per i biancorossi con Macoso che lascia lì a Sgarlata. Cipolla scappa sulla fascia La Spisa, La Fiora non riesce a tenerlo, poi gli dà un po' di fastidio e La Spisa sbaglia il controllo. Ed è quindi calcio d'angolo, attenzione alle marcature dentro. Cipolla ve lo fila a gancio e calcia Lopez, poi La Fiora attacca la porta, Rinicella in anticipo, si alza Macaluso, raccampo, poi La Spisa mette tutti d'accordo, si ferma col tacco, si gira molto bene qui. Scarlata. È un Palermo diverso rispetto a quello visto nel primo tempo, più battagliero, qui sbaglia forse Chinnici ma riesce a chiudere la diagonale, a tenere lì Nicchia di prima, La Fiura, Chinnici, gioca bene il Palermo, poi Macaluso rientra molto bene ma ruba il pallone ancora, lo accompagna dalla Fiura, favorile fisico, Chinnici, Rinicella. Adesso sta venendo fuori il Palermo Futsal Club che soffre
ma vuole rispondere. Nicchia fuori per la Fiura, però c'è un problema. Non abbiamo capito. Credo è fallo di Chinnici. Tanto la Spisa calcia e spaventa anche i tifosi fuori con quel tiro deviato. Mancano 15 minuti e 44 secondi, c'è tutta la partita ancora. Calcio d'angolo, Baucina scambia con la Spisa, Cipolla, Lopez prende anche questa, poi questa stacca per la Fiura che invece torna in campo. Se avesse alzato la testa avrebbe visto Nicchia, però dal punto di vista fisico non ci è arrivato alla Fiura. Oggi è chiamato a fare gli straordinari capitano la Fiora, ma lui non manca veramente mai. Il capitano del Palermo Futsal Club. Chinnici sbaglia il tocco, Cipolla per Baucina, sfida Chinnici, poi chiama Amici, Cipolla, Amici ancora allarga ma sbaglia perché Chinnici si trova sempre nel punto giusto. L'intelligenza qui di Chinnici. Raccampo, allunga il campo Nicchia, ci prova ma viene fermato. L'esperienza di Amici che mette una mano davanti, dice ok, da qui non si passa. Cipolla, Amici e rimessa Terano. E andrà a battere Nicchia sotto gli occhi del direttore di gara. C'è Chinnici giallo. Batte Chinnici, nessuna deviazione. Intanto fuori Pisani, dentro Pisani, fuori Lopez. Buonissima gara di Lorenzo Lopez oggi. Sta sicuramente lottando su tutti i palloni, ma queste sono le sue partite, quelle dove bisogna lottare. Lopez è una sicurezza. Pisani, calcia! E la palla non entra, ma Pisani è pericoloso quando gioca. Calcio d'angolo, Chinnici palla un po' troppo dietro forse. Poi Nicchia messo in controtempo. Dentro Passananti per la Spisa. Pisani forse sbaglia sempre il tempismo perché se calciasse un pizzico prima si ritroverebbe probabilmente nella posizione di avere una porta sguarnita o comunque libera per quanto concerne lo specchio. Invece perde sempre quel pizzico di tempo che non gli permette mai di calciare con tanta libertà. Intanto la Fiora fa una bella chiusura qui. E poi si porta pallone fuori. Cipolla, Amici. Baucina. Pisani il dribbling anche con un pizzico di fortuna, il rimpallo per Passananti. A campo la blocca. Adesso si sta giocando soltanto da un lato. Nicchia, bella giocata, Chinnici. La Fiura. E poi c'è fallo. Chinnici, la Fiura apparecchia per Pisani ancora una volta, perde quel tempo lì e calcia addosso all'avversario, ma è una cosa che Pisani fa sempre. Dovrebbe secondo me calciare un pizzico prima, velocizzare un po' l'azione perché Pisani ha un grande tiro ed è un peccato vederlo calciare sempre addosso alla figura avversaria. Ci sta provando il Palermo, non si può dire altrimenti. Atletico Morale però è una squadra veramente molto molto forte e difende benissimo. Dentro per Nicchia che vuole girarsi, non c'è nulla. Nicchia calcia, Cipolla, poi Baucina un 2 contro 1, si ferma. Baucina può calciare, vediamo, adesso sinistro apparecchia Pisani. Bravissimo a recuperare. E rimessa. Anzi no, calcio, no, rimessa giusto. Non calcio d'angolo. Amici, Cipolla. Passananti, Nicchia.
Chinnici. Pisani, nicchia. Vediamo cosa inventa il 17. Calcio! E la palla viene deviata. Mani in bocca per Nicchia, perché ci ha creduto a questo gol. Ma non è arrivato. Palla fuori, la Fiura. Veramente gli straordinario oggi il capitano, non era nemmeno al meglio, ma lui non molla veramente mai. Va sempre lodato. Intanto tocco con la mano di Amici. Intanto forse è pronto Bongiovanni per la Fiura. La Fiura, ma c'è anche Pisani, e chissà che Pisani non calci. Ricordiamo un grande gol contro il Pioppo nella vittoria brillante per 5-2 proprio contro Mister Shortino, e Pisani realizzò una punizione clamorosa spaccando la porta, battendo un gran portiere come Toni Costanzi. 15 schema sbagliato, però c'è ancora fallo. E poi cambio, fuori la Fiora, dentro Bongiovanni, stava giocando bene il capitano, però deve rifiatare. Il fallo è di Nicchia, credo per un blocco. Passananti, affaticato, è rientrato in campo dopo la botta precedente. Passananti, c'è il pallone, Pisani lotta. Dunque, anche in precedenza Chinnici ha fatto un blocco, quindi è un fallo che gli italiani stanno sanzionando questo pomeriggio. Affaticato qui, costretto a gettare palla fuori, ma la pressione era effettivamente alta, non ha fatto male. Bongiovanni per Chinnici. Sbaglia Pisani, Paucina per affaticato, non la tiene in campo. Raccampo, Nicchia. Anche per Nicchia gli straordinari questo pomeriggio. Pisani. Bongiovanni, Nicchia. Poi prende forse un colpo ed è fallo. E poi la carica del pubblico rosanero. Nel frattempo rimangono in panchina Cignani, San Martino, Catalano, Di Chiara e Torregrossa. Ma effettivamente i rosaneri in campo stanno girando bene, manca il gol però. C'è Bongiovanni che credo che da lì voglia calciare uno come Danilo Bongiovanni, in maglia numero 11, Palermo calcio a 5, Merlo, Rev. Bongiovanni, schema per Chinnici, anticipa la Passananti e va come un fulmine. Bongiovanni, taglio centrale, questa volta si era poi inserito Bongiovanni, ma Nicchia non ci è arrivato, era complicato. Nel frattempo time out chiamato dall'Atletico Monreale, piccolo momento di pausa per le due formazioni, una gran bella partita, 2-0, primo tempo dominato dall'Atletico, secondo tempo lo possiamo dire dominato dal Palermo, ma il risultato è ancora di 2-0. Mister Gentili sta approfittando per parlare con i suoi ragazzi, per cercare di cambiare qualcosa, per segnare quantomeno un gol, e poi da lì è tutto, si fa tutto da solo, l'assedio, il classico, però bisogna intanto recuperare un gol. Dal lato di Mister Shortino deve invece chiudere la partita, perché un 3-0 potrebbe tagliare le gambe al Palermo. Sono 4 i falli realizzati dai rosanero, 2 invece quelli dei biancorossi. Vai Ale! Si ritorna in campo, Pisani, Chinnici, Bongiovanni, Nicchia e Raccampo. Nel frattempo Mister Gentile ha parlato a San Martino e si sta riscaldando. Proviamo a ipotizzare. Intanto Raccampo si tocca la zona inguinale, quindi potrebbe avere qualche problema, ma credo che se il Mister Natale Gentile volesse
provare il quinto di movimento, San Martino potrebbe essere anche più rapido a tornare in porta e quindi un cambio San Martino da campo lo potremmo vedere in tal senso, vedremo. Rinicella, battuta lunga, da campo spaventa, affaticato, chiamandosi la palla. E poi cambio perché da campo non ce la fa. Avevamo capito che ci fosse qualcosa, però credevo per il quinto di movimento. Entra San Martino che ha veramente ben fatto nelle ultime uscite. Un'assoluta scoperta. Anche lo scorso anno, quando è stato chiamato in causa, ha fatto molto bene. Buon Giovanni, alla meglio, Quinaro mette giù. Ed è quinto fallo, quindi abbiamo sbagliato in precedenza la lettura. 5 falli da parte di Atletico Monreale, 2 da parte del Palermo Futsal Club. Fuori nicchia, dentro la Fiora. Per a campo un infortunio al ginocchio, auguriamoci tutti quanti che sia qualcosa da niente, perché perdere in un campionato così un giocatore come Cristiano a campo potrebbe essere problematico. È uscito sulle sue gambe, questa è la buona notizia, sembrava tranquillo, però intanto è uscito. Schema, Pisani, Chinnici, murato da faticato. Un ottimo primo tempo quello della formazione di Mister Certino, da rivedere nella seconda frazione, ma è venuto fuori anche il Palermo, credo sia anche normale. Chinnici, no, Fiora! Eccolo! Il riuscito di colui che non molla mai, Vito La Fiora, mette il controtempo Rinicella e 2-1 il risultato. Adesso 2-1 il risultato, l'ha riaperta meritatamente il Palermo Futsal Club, ma qui siamo nella storia perché il primo gol in Serie C1 del Palermo Futsal Club lo fa il capitano, mi verrebbe da dire, è un po' scontato, forse sì, però la Fiora continua sempre a stupire, continua soprattutto a segnare. Vito La Fiora a 2-1. Pisani, La Fiora, la tiene lì, Pisani ancora col tacco. Poi La Fiora, murato, ma era molto complicato, affaticato. Adesso sono terminati gli schemi. Chinnici affaticato, chiude tutto. La Fiora, Chinnici ancora, Buon Giovanni, c'è tanta benzina. Buon Giovanni, deviazione forse di Pisani? No, è affaticato. Buon Giovanni, sbaglia lo schema Quinario, mettiti d'accordo amici per Quinario, La Fiora in vantaggio. Buon Giovanni sbaglia qui perché si gira dalla parte sbagliata. Poi Quinario, che giocata, Quinario! San Martino! Chinnici riparte, Chinnici! Diagonale velenoso, non trova la porta. Amici, La Fiora sta giocando tutto campo adesso. Chinnici anche lui parte dietro, ma lo vediamo avanti, poi torna dietro, poi avanti, poi dietro. Direbbero tutto campista il calcio a 11, però siamo nel mondo del futsal universale, diciamo. Intanto Chinnici affaticato a pressare Pisani, ancora affaticato, poi Quinario si autolancia, Quinario, Chinnici, però Quinario, mi permetto di dire, dovrebbe giocare forse un pizzico di più perché il primo tempo ha fatto molto bene. Buon Giovanni, scivola di Passannanti perfetta. Qui tutta la qualità di Passannanti perché con quella scivolata ha negato a Buon Giovanni arrivare davanti a Rinicella. È una grande giocata veramente qui. Un altro ragazzo che merita tanto, Passannanti. Chinnici alza il pallone, La Fiora la tiene lì con amici, c'è anche una piccola trattenuta da parte del 9 rosanero.
non ravvede però di Torica l'attacco di affaticato. San Martino subito per la Fiura con il petto, amici. Poi Quinario la tiene in campo, la qualità. Qualche dubbio però, forse qualche dubbio. Almeno da qui sembrava in campo la palla, però Letoniera era molto vicino. E poi time out di Mister Gentile, che chiama i suoi a sé, vuole cambiare qualcosa. Risultato di 2-1, c'è veramente tutto il tempo, ma ricordiamo, l'Atletico Monreale ha fatto 5 falli e di conseguenza al prossimo sarà tiro libero. È chiaro, i rossonero lo cercheranno, però di Torigara lo sanno e quindi saranno sicuramente tanto attenti, come è giusto che sia. Il gioco delle parti dice questo. Una squadra tenterà anche in maniera molto furba di guadagnarselo, ma gli arbitri lo sanno e quindi saranno attenti. È chiaro, è il gioco delle parti, l'abbiamo detto. Ma intanto i risultati di 2-1 e possiamo dirlo, a differenza della scorsa partita contro il Primo Calcio a 5, è un Palermo Futsal Club diverso. Sta rientrando in campo Nicchia, serve la sua velocità, fuori Pisani, buona gara anche per lui. Buona Pisa! In campo anche Sgarlata, al posto di Passananti. Vai, allunga! Bene! Comunque mi verrebbe a dire che qualità questi under in campo, perché da un lato Quinario, Passananti, dall'altro Nicchia, San Martino. Insomma, la qualità degli under in Sicilia, lo possiamo dire, è veramente bellissima. Quinario, che la sua giocata, infatti. Sgarlata, attacco per Amici, vuole apparecchiarsela, non lo fa, affaticato ancora. Può calciare! Affaticato Botte San Martino, 3-1. Il giocatore. Doccia freddissima. Qui forse San Martino avrebbe potuto fare di più, perché da qui sembrava posizionato leggermente a sinistra, un po' troppo. Amici, va giù, non c'è nulla. Chinnici, apertura, la Fiura, perde un po' di tempo, poi il rimpallo, si è faticato, che è il migliore in campo, lo possiamo dire. Bongiovanni, la Fiura. San Martino, Chinnici. Poi Sgarlata, sempre un osso durissimo in superare. La Fiura, Bongiovanni. Quindi rimessa laterale, Rinicella parte sempre lui dal basso, rilancio lungo, Chinnici la tocca, la fila di testa la sporca, Bongiovanni, Amici ancora una volta alla meglio, poi salta Nicchia sulla città, Amici, e San Martino come sempre è attento, questa volta la chiude, credo in mezzo, poi Quinario, e questo è un problema perché il Palermo Futsal Club non chiude le marcature all'interno della rigore nei calci piazzati, e questo alla lunga può essere un problema. Chiudete sto centro, chiudete! Mancano 7 minuti e 20 secondi. Bongiovanni, Nicchia deve puntare affaticato. Nicchia, Rinicello. Poi Bongiovanni ribatte Amici. Chinnici, apertura, la Fiura. Faticato prende anche questa. Si scontrano Amici, Sgarlata, il rimpallo favorisce però i biancorossi, che poi se la buttano fuori da soli. No! Nicchia deve puntare, va sul fondo, Nicchia, faticato chiude. Che giocatore Stefano Affaticato comunque, migliore in campo di gran lunga, ma è un giocatore eccezionale, quindi quasi mi verrebbe a dire non fa notizia una prestazione così, è un centrale ma fa doppietta, e qui i grandi giocatori fanno questo, Affaticato lo è.
dentro Pisani per Bongiovanni. Sgarlata, Quinario, ha faticato Nicchia, San Martino se la ritrova lì. La Fiura fa salire i suoi, Chinnici può liberare per Nicchia, lo fa adesso, traversone deviato. La Fiura calcia, addirittura centra una di quelle fessure che probabilmente a rifarlo sarebbe impossibile. La Fiura però ci ha abituato anche all'impossibile, chiaramente si scherza. San Martino, la Fiura, Cipolla, viene in campo anche lui, lotta Pisani, sempre molto utile. Ho qualche dubbio forse qui. Pisani dice di no. Effettivamente qualche dubbio c'era, però come sempre ci fidiamo da parte di dietro di gara. Cipolla mette contro il tempo, Quinario, c'era comunque Nicchia lì. Scivola Quinario, Pisani la tocca con la punta, ma molto complicato. Quinario, Cipolla, Quinario ancora, Pisani chiude la diagonale, però pensando soltanto a chiudere, non a ripartire. Mancano 5:27, ricordiamo Atletico Monreale ha fatto 5 falli, dunque dal prossimo sarà tiro libero, però la Fiura, Pisani, sgallata lotta, recupera ancora il pallone, poi la Fiura ribatte addosso a Sgallata. Credo che bisognerebbe avere veramente 5 la Fiura in campo, perché l'atteggiamento del capitano oggi è straordinario, ma chiaramente anche Chinnici, dico la Fiura perché è il capitano. La Fiura lo difende, calcio ancora Rinicella, poi Nicchia non calcia, Pisani, e qui forse la Fiura si è fatto male, forse solo un po' di stanchezza. Sgarlata, no, solo stanchezza e un po' di rabbia per l'occasione. Chinnici, Pisani calcia di prima, Nicchia non è reattivo, poi Amici, Sgarlata, va in pressione la Fiura, Quinario mette la gamba, l'ultimo tocco e Rosanello. Per entrare Cignani, che non ha giocato tutto il secondo tempo. Poi Sgarlata, palla fuori. Fuori Pisani, dentro Cignani. Un po' contrariato Pisani. Cignani. Vediamo come entra in partita il 22. Uno che sicuramente la personalità ce l'ha di puntare e di calciare. Infatti va subito a puntare, però si va a infilare un vicolo. Sgarlata, vuole il fondo, si va a chiudere anche lui, ma è calcio d'angolo però. Anzi no, rimessa laterale. Quinario torna dietro saggiamente, Cipolla, Amici, Sgarlata, bello l'aggancio, con Chinnici va giù ma non c'è nulla. Quinario, bella giocata con Quinario, Cipolla, sbaglia, Sgarlata, Chinnici, apparecchia, la Fiora, Sgarlata sopra, ha rimediato l'errore e bisogna fare così, si sbaglia, vado lì e la riprendo, questo è quello che ha fatto Sgarlata e l'ha fatto benissimo. Chinnici, Cignani, Chinnici, la Fiura, Cignani, Chinnici, scivola Chinnici, poi Nicchia, ancora Nicchia, Rinicella, le prende tutte, Rinicella. La Fiura finta di calciare, va adesso, non prende la palla. Rinicella, Amici di testa, poi Chinnici se lo porta fuori,
Palermo dovrebbe puntare, credo, al dribbling, perché soltanto puntando l'avversario si potrebbe prendere un calcio di punizione, anzi un tiro libero, chiedo scusa. Scarlato, Cipolla, tanto dentro Passananti, fuori Quinario, buona Gabrio. Cipolla, palla lunga, sgarrata di controlla di testa e per poco non la controlla anche con i piedi, era difficile. Chinnici, la Fiura, nicchia, la Fiura, Chinnici allo spazio, vuole crearsela lui l'occasione, ma sbaglia, Sgarlata, Passananti, dove si punta la Fiura, c'è la sola posizione di Amici, San Martino, che parata, poteva chiuderla, non c'è riuscita. Fuori Chinnici, dentro Bongiovanni, credo sia veramente esausto. Bongiovanni, apertura per Cignani, poi la Fiora! Sta provando da tutte le posizioni, capitano la Fiora, però fa bene, deve fare questo. Manca 1 minuto e 55. Passananti, la tiene fuori in campo, Paucina, centrale, Scarlata, punta e salta l'avversario! Scarlata! Cosa ha combinato? Fa 4-1 e qui forse ha chiuso pure la partita. E il Palermo prova tutto per tutto, quinto di movimento. Power play, direbbero quelli più bravi. Cignani fuori, dentro Lopez e Chinnici per San Martino. Nel frattempo c'è un piccolo errore nel tabellone che state vedendo dinanzi la nostra posizione, perché il risultato è di 4-1, non è di 5. Quindi ci sarà sicuramente un cambiamento. Al momento non arriva, ma il risultato è di 4-1. Fidatevi del nostro tabellino. La casa credente, la casa credente, levati! Lopez scivola, regala Sgarlata. Ancora Sgarlata, Lopez. Cipolla. Paucina va sul mancino, deviazione. Infatti anche la Fiora dice 4 gol subiti, non 5. E infatti arriva anche la correzione. Passananti, Scarlata, Paucina, Cipolla. Pressionata di Bongiovanni che rompa, Bongiovanni palo, Bongiovanni ancora palo. Ha fatto tutto bene qui Bongiovanni, infatti con un sorriso un po' beffardo, un po' ironico. Attacco di Sgarlata, Paucina non trova l'aggancio, fuori San Martino, dentro Chinnici, vuole fare un altro gol mister Gentile, poi Chinnici da fuori e Rinicella ancora, ne sta prendendo tutto Rinicella, credo sia questo il virgolette di secondi! Chinnici, Bongiovanni, la Fiura, Bongiovanni ancora, costretto ad inseguire questo pallone quando mancano poco più di 30 secondi. La Fiura, Bongiovanni, cerca ancora il tiro, Rinicella ha preso anche questa, ma ripeto, non è una notizia ormai. Se Rinicella che ha faticato si contendono il titolo di migliore in campo oggi. Però credo pizzico di più affaticato, perché i gol che ha fatto sono veramente stati fondamentali, soprattutto il secondo, perché è stato il gol che ha, credo, chiuso la partita. Sul 2-1 fa il 3-1. Mancano 20 secondi.
però il tempo è passato. Quindicella centrale, Cipolla, gancio non perfetto, quasi regala la Piura. Mancano 8, 7, 6, 5. Lopez intercetta, ma credo non ci sia veramente più tempo, 2 secondi mancano. E dunque finisce anche qui la partita tra Atletico Monreale e Palermo Futsal Club. 4-1, mancherebbe il match. Una sconfitta per i rosanero di Mister Gentili, che però si rifanno, almeno per quanto concerne l'atteggiamento, dopo la pesante sconfitta per 7-0 contro il Palermo Calcio 5. Forse un po' ingiusta per quello che effettivamente in quella partita invece era stato creato, però il secondo tempo è stato ottimo, primo tempo da dimenticare, ma credo che Mister Gentile voglia ripartire da questa seconda frazione. Noi intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Geluso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio ancora, alla prossima!